perché la stragrande maggioranza delle sue canzoni erano tutti del nostro dialetto, della nostra cultura, della nostra storia, come la storia d'amore di Visce Spada. E se pure avessi il corpo forte assai, di puro burracciaio da mattino, giammai sfuggi potresti al tuo destino. In guardia carogna, e se ti muove ti sfregio, a pezzo di zozzone. Sali e saponi aio buono, sali e saponi aio buono, accattatevi lo sali, è bianco come la spuma di mare. Lo vedi, belli miei, 12 chindari pisa, lo vedi, pigliate la varca. Eccolo che vieni, dai, belli figli, dai, correte che lo pigliate. Dai, lo vedi, piglia una fiascia, lo cedilo, te pigliare alla femminetta, dritto dal cuore, e chiangia di dolore, ai. E si parla di strano amore siciliano ed eccolo qui, il famoso cantastorie antico. Buonasera. Buonasera a lei. Si chiama lei? Voi. Peppino Castro. Di dov'è? Sono nato a Trapani nel 1948. Del 48, quindi c'ha 60 anni quasi. Tra un mese sono 60 anni. Va bene, auguri allora. Grazie. Va bene, ascolta signor Peppino, quanto tempo è che lei porta questa passione? Io Di fare il cantastorie naturalmente. sono, diciamo, da quando avevo 15 anni. Poi mi sono trasferito in Piemonte, sono stato anche all'estero e da 10 anni che sono tornato nella nostra bellissima Sicilia, ma in questo caso Trapani, che è la mia città natia. Che posti hai girato praticamente? Con quale paese sei stato? Della Sicilia. Della Sicilia a tenere spettacoli, insomma, sia in provincia di Siracusa, di Catania, Messina, Agrigento, Palermo, Caltanissetta, anche a Enna, che è la città, diciamo. Se l'hai girata? Sì, ho il piacere così ogni tanto di essere invitato e quindi poi tra l'altro come cantastorie sono un po' specializzato in più settori, ad esempio propongo il mio spettacolo tradizionale che è fatto di storie e anche di umorismo, poi anche sono specializzato per esempio nell'invito di San Giuseppe, quindi io sono l'unico, ma non dico questo per vantarmi, ma sono l'unico cantastorie che conosco le parti di San Giuseppe, alcune sono di mia composizione e anche alcune canzoni sempre di San Giuseppe, e questo è già un settore specifico. Ascolti, lei è sposato? Sì. Ha bambini? Ho 2 figli. 2 figli. E ascolti, i suoi figli portano la stessa passione sua? Alessandro, mio figlio, sì, che d'estate è presente da molti anni con il carretto, tra l'altro proprio questo carretto, a De Ricevetta e anche a Segesta, nel periodo da aprile a metà ottobre. Vabbè, complimenti signor Peppino. Grazie. Bocca al lupo per la sua passione. Grazie. Amici telespettatori, abbiamo conosciuto un vero e proprio cantastorie trapanese, siciliano, proprio originale. Per quelli di voi che volessero venire a trovarlo, a sentirlo personalmente, Natale in Fiera. Fino al giorno 26 dicembre si trova qui. Possiamo così concludere questo piccolo incontro con uno slogan di mia composizione che è rivolto ai turisti e alla gente. Ci sono voluti millenni per costruire il mito siciliano, dateci 15 giorni della vostra vita e vi daremo 3000 anni della nostra storia, perché questa è Sicilia e questi siamo noi, che siamo di fatto quelli che dobbiamo tramandare e trasmettere alle nuove generazioni quella che è la storia, le vicissitudini della nostra bellissima terra di Sicilia. Ok, la ringrazio ancora e in bocca al lupo. Un grande piacere, alla prossima. Okay. Oh yeah.